Federico, una partita che si sentiva da parte di entrambe le squadre molto tattica e poi emozioni forti negli ultimi 10 minuti con occasioni da una parte e dall'altra. È stata una partita per me, secondo me, davvero bella. Secondo me gli spettatori si sono anche divertiti. Si affrontavano due squadre organizzate, con giocatori importanti, la posta in palio era alta. Io penso che noi abbiamo fatto una buonissima partita e ho fatto già i complimenti ai ragazzi. Adesso è il momento solo di riposare e recuperare le energie che tra qualche giorno si ripete. Federico, è stata soprattutto negli ultimi minuti una partita palpitante. Per te il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Comunque abbiamo fatto vedere agli avversari che siamo una grande squadra. No, io sono soddisfatto, il bicchiere per me è mezzo pieno, è pieno perché abbiamo fatto una prestazione secondo me importante, abbiamo concesso poco, forse un'occasione agli avversari, perciò io sono soddisfatto della partita. Purtroppo non è bastata, però stasera vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Federico, rispetto alla partita di domenica scorsa ho visto un approccio migliore soprattutto anche nel primo tempo da parte della squadra, nonostante il clima che insomma, ecco, poteva magari incutere, passami il termine, un po' di emozione da parte dei ragazzi. Invece i ragazzi sono entrati carichi, motivati, hanno dato tutto senza sbavature. Sì, l'approccio alla partita è stato ottimo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ci siamo ripetuti in parte anche nel secondo. I ragazzi aspettavano questa partita, di giocare in questo stadio importante. Sono entrati in campo non timorosi e con personalità, e poi si è visto in campo che hanno fatto molto bene. Senti, Matteo Casarotto è entrato verso la fine della gara, poi si è fatto vedere in 2 o 3 occasioni. Secondo te sarà recuperabile dall'inizio per domenica oppure bisognerà fare come questa partita? Io spero di averlo al 100%, adesso vediamo domani, dopo lo sforzo di oggi, come sta. Dobbiamo valutare la situazione di Matteo giorno dopo giorno, non possiamo guardare troppo oltre. Ultima domanda Federico, domenica partita da all-in, si gioca tutto, in caso ricordiamo di parità supplementari ed eventuali rigori. Quanto sarà importante recuperare da un punto di vista fisico e dall'altro giocare concentrati come questa sera pallone su pallone? Domenica sarà l'ultima partita per una delle due, no? Perciò la partita sarà difficile, impegnativa sotto tanti punti di vista, mentali, fisici, perché comunque stasera entrambe le squadre hanno speso tanto. Sarà importante come stasera avere in campo una squadra organizzata, con personalità. Sappiamo che dall'altra parte comunque c'è una città, un blasone, c'è tanto, ma noi penso che stasera abbia fatto davvero una bella figura. Senti, su cosa punterai domenica prossima? Su quale delle potenzialità del Sinceramente non lo so. Devo un attimo riordinare le idee, magari rivedermi questa partita e poi vediamo i ragazzi come staranno. È ancora presto per vedere, per trovare delle soluzioni per gli avversari, per fargli male.